2 di notte, mascherina chirurgica a coprire il volto, entra impugnando una pistola e minaccia il portiere di notte, un 57enne, intimandogli di aprire la porta d'ingresso del Taisì, hotel e spa di via Vecellio a Spresiano. Sono minuti di paura per il dipendente sotto il tiro dell'arma, costretto a consegnare tutto il denaro presente in cassa. 140 euro, l'importo rubato. Non so se era giocattolo o cosa, ma comunque era un balordo un po' ubriaco e con un accento straniero. Ha chiesto che venisse aperto il cancello perché doveva scappare e ha aperto il cancello di destra che potesse uscire, invece è scappato a piedi e dopo un sopralluogo abbiamo trovato che invece aveva scavalcato la rete e forse aveva un amico con una motocicletta. Un furto programmato, forse con l'aiuto di qualcuno che lo aspettava all'esterno. Dopo aver intascato la rifurtiva, il malvivente, anziché il cancello, ha infatti scelto di scavalcare la recinzione dell'esercizio per darsi alla fuga circa 100 metri dall'entrata principale, probabilmente per non destare troppi sospetti. Evento che in 18 anni di attività non era mai accaduto, raccontano dall'amministrazione. Ciò che è certo è che si valuterà di rinforzare i sistemi di sicurezza. Il custode stesso al momento si è spaventato perché non era inaspettato, adesso valuteremo di chiudere le porte, quindi sono blindate, quindi non può entrare nessuno. Non è l'unico caso di rapina negli ultimi mesi nella zona. Risale a fine aprile il colpo subito dalla titolare della lavanderia La Boutique del Lavaggio nel pieno centro di Spresiano. Pensando fosse un cliente in anticipo rispetto all'orario di apertura, berretto con visiera e mascherina chirurgica anche in questo caso, il malvivente è entrato con una borsa che la titolare pensava contenesse degli indumenti da portare in lavaggio. Lui mette sopra il banco la borsa, mette la mano dentro alla borsa, dice devo consegnare, poi io non ricordo più niente. Io so che mi sono svegliata poco dopo per terra e avevo tutto il cassetto della cassa, tutto sparso per terra, monetine, tutto. Poi vado dietro dove ho il laboratorio e c'era la mia borsa per terra e sì, portafoglio, tutto, e mi mancavano 300 euro dalla borsa.